Bimbi, bimbi della family, andiamo a fare un giro nell'entroterra imperiese. Ci dirigiamo verso la Valle Nervia, dove troviamo i borghi medievali stupendi di Apricali, Dolceacqua, Triora, Isolabona, Pigna, ce ne sono veramente tanti. A dopo, ciao! Allora, giunti alla rotonda, dopo aver attraversato Bordighera, Spedaletti, si gira a destra e si prende la strada per la Val di Nervia. In pratica si va verso Camporosso. Diciamo che come uscita autostrada si può uscire da Bordighera o una delle uscite vicine, poi si può fare un pezzo di statale. Comunque arrivati qui all'ultima rotonda, poi siamo vicini al confine francese, si gira a destra, si prende la strada della Val di Nervia e si prosegue. Tra un po' ci sentiamo. È stupendo, ragazzi, il colpo d'occhio che dà questo paese. Apricale è un comune italiano della provincia di Imperia, nella regione Liguria. Si trova esattamente sulla riviera di Ponente, nell'entroterra di Bordighera e nella valle dove scorre il torrente Nervia. L'origine di questo villaggio sembrerebbe risalire all'età del bronzo, in quanto sono stati rinvenuti di tumuli sepolti in località Pian del Re. Il X secolo è la data ufficiale in cui fu fondato il borgo medievale dai conti di Ventimiglia, e gli stessi conti furono quelli che costruirono il castello della Lucertola. Il castello della Lucertola fu originariamente costruito come postazione difensiva, ma nei secoli successivi divenne residenza feudale e nobiliare dei signori di Ventimiglia. Nel XIII secolo iniziarono i disordini per i signori del borgo di Apricale e i loro debiti verso alcuni nobili genovesi aumentarono al punto che furono costretti a vendere parte delle terre di questa località. Al 1287 risale l'acquisto del feudo da parte di Oberto Doria, già signore di Dolceacqua dal 1270, che stabilì un'unione amministrativa da applicare con l'alleato Isolabona all'interno del marchesato di Dolceacqua stessa, che comprendeva anche Perinaldo e la contea di Rocchetta. Nel 1267 furono fatti gli statuti comunali e furono definiti i più antichi della Liguria. Servivano per regolarizzare le leggi, farle rispettare. In particolare servivano per l'incolumità delle persone ed erano molto severi. Addirittura si passava, ad esempio, per chi aveva commesso un omicidio, alla sepoltura dell'assassino stesso insieme alla vittima, ancora vivo, la decapitazione delle donne adultere, nonché la mutilazione con il taglio di un piede o di una mano per chi aveva rubato. Non oso pensare oggi quante persone vedremo vagare monche per le strade. Nello stemma comunale di Apricale la presenza di un veliero potrebbe sembrare curiosa per un borgo medievale. Si spiega con la storica collaborazione tra il comune e i cantieri navali della costa. Dai boschi di Apricale, infatti, proveniva il legname per la costruzione delle navi della flotta della Repubblica di Genova. Ogni anno vengono organizzate mostre fotografiche, mostre scultoree e pittoriche all'interno del castello della Lucertola. La piazza del borgo apricalese è teatro di varie manifestazioni locali,
come la sagra dell'olio nuovo, la sagra della primavera, la festa di San Valentino a febbraio. Dal 1990 ogni estate i vicoli del borgo medievale ospitano la rassegna teatrale itinerante.